per prima il Veneto, Francesco Vianello. Grazie Vianello. Grazie direttore, buonasera a tutti. E così Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, aveva dato delle anticipazioni questa mattina durante la conferenza stampa di fine anno. Aveva detto oggi il governo impugnerà la legge regionale campana che consentirebbe a Vincenzo De Luca, governatore della Campania, di fare un altro mandato. Francesco Vianello, prima il Veneto, voi? Sì, ma noi qui continuiamo ad assistere a questa sceneggiata, no, che va in onda fra i partiti di sistema centralisti. Voi sapete che noi di Prima il Veneto siamo un soggetto politico con una posizione dichiaratamente antisistema e predichiamo da anni, infatti qui a gennaio 2025 ricorre l'11° anniversario della fondazione di Prima il Veneto, movimento indipendentista veneto, perché noi non crediamo assolutamente alle bugie di Lega e di sorelle romane su questa finta autonomia. Non crediamo assolutamente alle bugie della sinistra, in primis del Partito Democratico, e a questa sceneggiata di tante bellissime parole edulcorate di questi politici romanocentrici di professione che, come degli illusionisti, continuano con le loro belle parole a fottere sistematicamente il culo, a fottere il cervello e a fottere il portafoglio dei veneti. E allora ad allungare le mani, a mettere le mani in tasca nei portafogli del Veneto, perché non penso proprio che la Premier Meloni e il suo partito delle sorelle romane abbia il benché minimo interesse a poter concedere anche la minima forma di autonomia al Veneto, in quanto noi veneti siamo una regione altamente produttiva, dove la gente si è sempre rimboccata le maniche e si è data da fare senza lamentare, senza chiedere assistenzialismo a nessuno. E quindi dobbiamo, con il nostro gettito fiscale, continuare a mantenere, per esempio, quei 5 milioni di pensionati, no, e di dipendenti pubblici che ci sono in Lazio. Allora a questo punto sorgerebbe spontanea questa, se me la consentite, una piccola provocazione. Non vogliono concederci l'autonomia? Allora rendiamo l'Italia veramente omogenea sotto ogni punto di vista, sotto ogni profilo lavorativo e anche nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione dovrebbe essere rappresentata omogeneamente secondo delle quote percentuali alle quali contribuiscono in modo proporzionale tutte le regioni italiane, non solo alcune regioni che si sono impossessate da decenni, fin dall'unità d'Italia e dal dopoguerra, hanno allungato le mani sulla pubblica amministrazione monopolizzandola completamente. Per quello io tante volte ho detto, e mi permetto di ripetere anche ai veneti, andate tutti i veneti, prendetevi una laurea online, che adesso vengono svendute al supermercato la sera, anche lavorando, vi prendete una bella laurea online e andate ad intasare tutti i concorsi pubblici della Repubblica Italiana, in modo tale che avremo insegnanti veneti, insegnanti di sostegno veneti, postini veneti, gendarmi veneti, magistrati veneti, burocrati veneti, parassiti veneti mantenuti dalla Repubblica Italiana. Cioè, facciamo in modo che ci sia una omogeneità, okay? Una equità in tutto il territorio nazionale, perché a Roma è ovvio che il partito delle sorelle romane non ha alcun interesse a concedere l'autonomia al Veneto, perché ci considerano 5 milioni di schiavi polentoni che con il loro gettito fiscale devono mantenere proprio quell'elite di tutti quei dipendenti pubblici. Basta vedere davanti ai palazzi delle istituzioni a Roma quanti uscieri Ghesè, che sarà 5, 10 uscieri in livrea, in frac, chi si ha, chi ciacciara, chi si conta di cosa che ha fatto. Tutti certo. I funzionari dentro i ministeri di Roma, Gerarco e famiglia stai un mese. Certo. Non altri come i cai suoi mai, lui non si può dire culo, ma gli sul culo. Per cui io mi dico, veneti studiate, ho sempre detto studiate, andate all'università, adesso ci sono università
online super agevolate che potete frequentare anche mentre lavorate in fabbrica, anche mentre lavorate nei campi. I vostri figli fategli prendere una laurea e andiamo in massa 5 milioni di veneti a fare i dipendenti pubblici. Poi saranno il partito delle sorelle romane a chiedere la secessione, l'indipendenza del Lazio e delle altre regioni, perché diranno basta, i veneti non lavorano più, non ci pagano più gli stipendi, lasciamoli che se ne vadano alla deriva per conto loro, no? Grazie Vianello. Allora Francesco Vianello. Sì, ma vedete, purtroppo anche prima ho assistito agli interventi delle colleghe, delle ospiti che ci sono qui, ci hanno fatto la storia del regionalismo in Italia, però io torno sul discorso che si faceva prima, non mi sembra che al Partito Nazionale Forza Italia interessi l'autonomia del Veneto, non mi sembra che al Partito delle Sorelle Romane interessi l'autonomia del Veneto e dulcis in fundo, come abbiamo detto tante volte, nemmeno alla Lega. Per cui io posso riconoscere che questi signori che appartengono a questi partiti in Veneto, sì, a loro sta a cuore il Veneto, sta a cuore l'autonomia, ma non alle direzioni nazionali dei vostri partiti. Per cui voi sbagliate partito, voi se volete perseguire gli interessi del Veneto, e in particolare l'autonomia del Veneto, sbagliate partito, perché i vostri partiti, le vostre direzioni centrali, nazionali dei vostri partiti... Ma quale sarebbe il partito dove... Partiti indipendentisti. È che non siedono in Parlamento. I partiti indipendentisti dobbiamo lavorare per creare... se non si siede in Parlamento e non si votano le leggi, non si può fare niente. Quindi banalmente riescono di più i partiti nazionali con tantissima fatica, immane fatica, a fare piccoli passi per portare l'autonomia perché siedono lì in Parlamento. E la grande difficoltà è che purtroppo i veneti ci credono perché hanno nell'animo l'autonomia per un fatto storico, ma in tutte le altre regioni italiane non c'è lo stesso sentimento. È questo il grande problema. Voi vi scambiate la bandierina, voi sventolate la bandierina dell'autonomia una volta alle sorelle romane, una volta voi di Forza Italia, una volta la Lega. In passato, come giustamente dicevate, stavate ricordando, e l'ha detto anche il presidente Zaia, è stata l'epoca invece delle sinistre. Voi sventolate questa bandierina qualche settimana, qualche mese prima delle elezioni comunali oppure regionali oppure ma è stata votata una legge da Fratelli d'Italia, da Forza Italia e dalla Lega. È una legge fasulla. Ma è un ulteriore passo che dà attuazione alla Costituzione. È il gioco dell'oca. È la grande difficoltà, ma è questo il percorso. Dell'oca. Voi avete insabbiato per sempre, eternamente il processo autonomista, facendolo sballottare. L'indipendenza del Veneto perché non si può avere, l'indipendenza di Stato Veneto, cioè a meno che non ci si prenda e si esca in maniera o prendere voi in giro i veneti. E siamo d'accordo che il Veneto ha diritto all'autonomia. La maggioranza di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e noi moderati hanno presentato un progetto di autonomia è sbagliato, doveva essere dato l'ok dalla Corte Costituzionale che è possibile col nostro ordinamento. Se vogliamo avere un altro ordinamento, allora ci sarà un più lungo. È l'unica motivo di autonomia possibile questo. No, ma Mario, il Veneto ha diritto, ma ha bisogno di una legge dello Stato. Bisogna che la gente vada in piazza, punto. Siamo padroni a casa nostra, altrimenti ci prendono sempre per i fondelli. Il Veneto ha diritto all'autonomia, punto. Per Costituzione, scritta nel 47 e siamo nel 2025. Il Veneto ha diritto all'autonomia, differenziata, adesso passa a Roma, poi torna indietro, poi va alla Camera, poi va al Senato. Noi abbiamo diritto all'autonomia, ma finché non ne scendiamo in piazza come farebbero in altre zone, non ci daranno niente, perché siamo la gallina dalle uova d'oro. Questa è la realtà. Per quanto riguarda quello che diceva la signora prima della sanità, se per 40 anni c'è stato il numero chiuso
nella facoltà di medicina, difatti mio figlio non è stato ammesso, ha dovuto prendere altre strade, per forza siamo senza medici, primo. Secondo, quando col primo governo Conte e quella disgraziata legge sul reddito di cittadinanza, il nostro amico Salvini, per dimostrare quanto ci tiene alla nostra autonomia, che era già stato fatto un referendum, invece di chiedere a fronte di un discorso di firmare l'ok al reddito di cittadinanza, di chiedere l'autonomia per il Veneto, ha chiesto quota 100 e con quota 100 sono scappati a casa insegnanti e medici. Cosa pensava che andassero a casa? I manovali, forse Salvini quella volta col quota 100. Queste sono le disgrazie nostre. Finché stiamo insieme con i lombardi non avremo mai l'autonomia, perché loro per Costituzione non hanno la stessa possibilità nostra. La realtà è che loro ci garantiscono o vi garantiscono dei posti, delle poltrone, e siamo tutti belli e tranquilli, ma l'autonomia il popolo non ce l'ha ancora e non ce l'avrà mai. Francesco Vianello di Prima il Veneto. Grazie, buonanotte a tutti, viva il Veneto, buonasera. Grazie.